Spumante Italia 2021, seconda giornata, terrazza, sole meraviglioso, un bicchiere per iniziare la giornata un po' in dolcezza, Carlo. Va bene un asti. Esatto, e siamo qua con Carlo Alberto Panont che è il direttore del Consorzio di Garda, quindi in qualche modo è anche padrone di casa, o sbaglio? Beh, Garda è una grande denominazione. Quest'anno ha la fortuna, l'onore di ospitare Spumante Italia. Il toponimo Garda del comune battezza un po' la denominazione, che però è una denominazione di tutto il lago di Garda, perché è grande, c'è la parte bresciana della riviera, la parte sud del lago grande, la parte dei Colli Morenici e poi tutta la parte veronese. Lo spumante non era una tipologia storicamente presente nella DOC Garda, è stata introdotta nel 2016 per dare una risposta a una produzione di bacca bianca con vitigni autoctoni tra la più grande d'Italia, tutto Soave, tutto Custozza, tutto Lugana, quindi una quantità di bacca bianca enorme che finalmente ha trovato la possibilità di dare origine ai propri vini, che sono vini bianchi importantissimi, ma di pensare anche a una bollicina in chiave moderna. Garda non classifica e non impone un metodo, ma ci possono utilizzare sia il metodo italiano che il metodo classico tradizionale. Stai costruendo, no, per adesso? Sì, siamo in fase di costruzione, siamo circa 1 milione di bottiglie all'anno, quindi un'inezia rispetto ai più di 20 milioni che produce Garda, ovviamente particolarmente con i varietali Chardonnay, Pinot Grigio e poi la tipologia bianco e bianco frizzante, che erano quelle classiche, certo, che stavano all'interno di Garda. Ma l'idea di far cominciare un movimento spumantistico è legato a una moda del momento, al fatto che c'era un'opportunità di mercato? Qual è la chiave? La chiave tu, tra l'altro, perdonami, sì, hai fatto sì, gli spumanti, tutti gli spumanti d'Italia più importanti arrivano un po' dalla tua penna. Quasi. È una lettura, ci sono mal contate, sono di più, 7 milioni di bottiglie in quest'area di VSQ o VS. Quindi c'è una tradizione spumantistica da sempre, perché allora partiamo un pezzettino dietro, un passettino. Garda è una denominazione che nasce nel 96. Nasce per dare una risposta varietale, quindi per bloccare dalla distillazione quella imposta, chiamiamola così, una serie di produzioni che non trovavano posto nelle DOC. Non trovano posto in Valpolicella, non trovano posto nel Bardolino, non trovano posto in Lugana, nel Riviera, nel San Quindi Martino. nasce un po' per emergenza quasi. Nasce nel 96 per dire creiamo un sistema di contenitore varietale per dare una risposta alle produzioni a denominazione ma varietali. È rimasta nel cassetto con non più di 5.000 ettolitri dal 96 fino ad oggi. Nel 2014 un movimento di produttori trasversale ha cominciato a dire: ma scusate, abbiamo un nome pazzesco e una denominazione pazzesca. La forza del nome, per una volta tanto, la forza del nome c'era. E allora abbiamo cominciato a mettere insieme la filiera. Sono venuti a cercarmi, io ero in parte bresciana, e abbiamo cominciato a mettere in fila la filiera. La filiera, non lo scopro io oggi, è fatta da aziende che hanno tradizione secolare, quindi il saper fare di questa zona è noto. Aziende che hanno una tradizione anche di commercializzazione internazionale enorme e aziende solide, perché hanno comunque la base. Chi ha bacca nera, Valpolicella, chi ha bacca bianca, Soave, Custozza, nella parte bresciana Lugana, chi ha bacca nera ma per fare rosa, tutta la zona della Riviera del Garda Classico, e quindi c'erano aziende comunque forti, radicate, che già facevano un po' di Garda importanti, varietali, magari mettevano i propri Merlot, il Cabernet, gli Chardonnay, Corvine già in classificazione Garda, ma mancava una forza di unione, e questa collettività l'abbiamo data con Garda e siamo partiti. La denominazione crescerà nei varietali, si sa, crescerà in maniera internazionale comunque, soprattutto con Chardonnay e Pinot Grigio, perché è una risposta produttiva di marchio d'origine a aziende che avevano bisogno di non mettere queste produzioni di qualità in un IGT, Verona o Benaco o Veneto, ma avevano bisogno di dare una classificazione più alta perché sono vini importanti, sono vini alcuni
veramente anche di costo, e abbiamo iniziato a lavorare su quello che c'è. Diciamo che l'obiettivo è grande, ci vorrà un po' di tempo perché per molte aziende la bollicina è la settima, ottava, la decima etichetta, non è la prima etichetta. Ricordiamo che Verona non si è fatta prosecchizzare nel 2006, ricordiamo che dall'altra parte c'è una pressione Franciacortina enorme, però abbiamo unito in questo triangolo Brescia, Mantova, Verona, 3 città UNESCO all'interno di un sistema Garda. La denominazione sta crescendo continuamente, crescerà perché è duttile, maneggevole, facile, si spiega benissimo, e soprattutto un altro concetto. Non stiamo dicendo ad un'azienda qua della zona di dire perché produci prosecco pur avendo magari una deroga alla vinificazione, all'imbottigliamento, alla spumantizzazione, perché sapete che con prosecco sono date delle deroghe ante 86 alla possibilità di spumantizzare. Noi stiamo dicendo a tutti coloro che fanno già altre denominazioni importantissime di chiamare Garda il loro spumante e quindi casa loro, e quindi uno non deve mica giustificare se abita qui a Garda perché faccio lo spumante a Garda, cioè, è allucinante. Quindi fai avanti a fare il tuo bardolino, ma se fai un Garda non ti togliamo niente, anzi è casa tua. Ecco, questa è la forza, e io ritengo che nei prossimi 10 anni questa denominazione continuerà a crescere, perché poi è anche facile, l'abbiamo proprio fatta diventare brand. L'avete vista, chi verrà a trovarci non è una denominazione classica, è nata proprio completamente a brand, agevole, col lago di Garda, le 10 ondine che sono 10 denominazioni, immagine, grande lifestyle, in penetrazione, e poi è libera. Cioè tu vieni qua, hai una forza tua tradizionale sul metodo classico, fai il metodo classico, vuoi utilizzare 3 uve, usi 3 uve, vuoi utilizzarne 4, ne usi 4. Questo dice è un casino, perché così non sappiamo cos'è. Proprio sei un Garda, quindi abbiamo dato a 10 denominazioni la libertà di interpretare. E a lungo periodo rimarrà così libera e lassa, oppure pensate di fare una... A lungo periodo i varietali saranno presumibilmente Charmat e le tipologie bianco e rosé saranno presumibilmente classico. Quindi probabilmente si andrà a ordinare un pochino, perché un minimo a lungo di periodo ordine... sì, a lungo periodo si andrà in quella direzione. Quindi per l'appuntamento per Garda 27, 28, 30, quando è che avremo delle bollicine metodo classico di... Beh, già adesso ce n'è, ce n'è più di una. La parte bresciana più che la parte veronese ne fa già tante, la parte mantovana anche perché c'è la più tradizione per il metodo classico, però ce n'è tanta. Sulla parte anche metodo italiano devo dire che comunque stanno tenendo una forza di produzione, di posizionamento rispettoso, per cui fortunatamente chi si avvicina a Garda ci sta avvicinando col pensiero che non è una denominazione tra virgolette che ha avuto mai grandi movimenti o grandi scambi, non ne ha avuto neanche uno. Esatto, Si è posizionata bene fin da sempre, ha sempre dato comunque un consenso buono, e quindi chi si avvicina si sta avvicinando bene, cioè si sta avvicinando in punta di piedi, facendo cosine a posto, non siamo pressati da uno scaffale domani mattina. Ecco. Va bene, Carlo, ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, grazie anche dell'ospitalità sul lago di Garda, anche se poi insomma parzialmente, e spero di rivederti presto con i prossimi esperimenti, che ormai non saranno più esperimenti ma saranno concrete realtà già nei prossimi anni. Beh, io mi auguro che Spumante Italia abbia trovato adesso per un po' una casa, se vuol venire qua, perché la strada l'abbiamo imparata. Comunque mettete insieme la trasversale Piemonte e Triveneto, in cui ci sono tutte le denominazioni più importanti, quella famosa bolla, quella bulla in cui ci stanno i 4 buchi famosi, e possiamo anche essere comunque un momento di accoglienza per tutta la parte spumantistica tradizionale nuova, quella che arriva da centro Italia e da sud Italia, perché possono avere un posto accogliente. Quindi mi auguro che Spumante Italia possa stare qui un pochettino più a lungo di questa prima edizione. Va bene, vedremo, sarà un'esperienza. Grazie ancora. Grazie a voi. E salute.